Ciao a tutti, buonasera a tutti, bentornati, Virus 101 di nuovo ai comandi, eccoci qua, pronti a ripartire e a procedere nella nostra missioncina, bella bella, ok. E rispetto all'altra volta, oggi siamo fermi su questo pianetucolo, sapete che usiamo i pianetucoli così come parcheggio, quindi adesso siamo venuti qui a parcheggiarci. Dove siamo venuti a parcheggiarci? In mezzo a questo bordellame di roba. Eh, Tanto casotto, tanto casino, fracassone di stellone. Allora, giusto per dirci, l'episodio precedente eravamo qui, l'episodio attuale siamo qui. Quindi vi ho risparmiato, insomma, tutto il viaggio qua, insomma, un quarto d'ora circa di viaggio, non è granché, ma insomma, ovviamente non succede niente durante il viaggio e quindi insomma, ve lo risparmio, insomma, tanto tempo perso anche lì, visto per rilacciarci al discorso dell'altra volta, visto il tempo perso, quindi non stiamo qui ad annoiarci, ma andiamo a vedere effettivamente cosa. Dopo l'esplorazione di Witchhead Nebula, come diavolo si chiama, dove non abbiamo trovato assolutamente nulla di interessante, solo un po' di sassi sparsi in giro con soliti materiali, nulla di entusiasmante, abbiamo neanche trovato stelle belline da visitare o cose, e comunque dicevo, siamo finiti in questo settore siamo vicino alla nebulosa dell'uomo che corre, quindi vicino al Running Man, vicino anche al settore di Orionis, aspetta che non lo pronuncio bene, eccolo qua, come lo vedete qui, Orionis, siamo qui. Tantissimi sistemi in questo settore, davvero davvero tante, ovviamente non abbiamo il tempo per vederle tutte, non abbiamo neanche abbastanza vita per poter star qui ad analizzarle, a guardarle tutte. Vi dico già che ho fatto un attimo un paio di salti a caso qua in giro su qualche stella giusto per, e sono rimasto piacevolmente sorpreso che ogni stella presa a campione sia già stata praticamente visitata da qualcuno, quindi ci sono dei comandanti lì fuori che sono già passati attraverso questa location e penso che abbiano già mappato e ritirato i dati praticamente di ogni cosa, gente che non gli passa niente nella vita se non star qua e andare a vedere praticamente ogni puntino arancione che c'è sulla mappa. Però vabbè, ognuno si diverte a modo suo e ognuno gioca come gli pare, quindi questo insomma dopo è una cosa che ripeto ad ogni episodio, quindi sarete anche stufi di sentirmi pronunciare queste parole. Quindi andiamo avanti, cosa faremo oggi? Oggi nella missione appunto dell'uomo che corre, quindi dell'uomo che corre, chissà perché ha corso così distante, insomma da ogni paese civilizzato di questa galassia, si vede che paritariamente a come la gente cerca di scappare in Messico quando arriva il messaggio della donna che gli dice sono incinta, si vede che nell'universo di Elite qualcuno ha fatto la stessa cosa anche qua, quindi probabilmente dopo gli hanno intitolato insomma questa nebulosa gli uomini che corrono. Qui vediamo anche altre stelline blu. Come decidere la nostra prossima destinazione? Qui andremo un po' a caso e ci baseremo sulla classe della stella. Adesso non ho sotto mano M1V, cos'è una B4V, BOVZ. Boh, non ho sotto mano il chart con la tipologia delle stelle, per cui anche qui non abbiamo nessun dato. Non bookmarchiamo, ma semplicemente facciamo un plot route. Vedete quanta fatica fa il sistema a tracciare questa rotta molto molto semplice. Perché? Perché ovviamente deve valutare un sacco di opzioni qui intorno. Questa cosa qui ci fa già capire algoritmicamente parlando quanto ottimizzati siano gli algoritmi poi di ricerca percorso, insomma, non sembrano particolarmente ottimizzati. Diciamo che nell'analisi dei grafi, perché ovviamente qui stiamo analizzando dei grafi tridimensionali, chiamiamoli così, perché ovviamente poi insomma la morfologia del grafo è molto complessa in questo caso, e magari algoritmi e Freud, Warshall, Dijkstra
sinistra, o insomma se algoritmi similari che vanno a fare la ricerca dei percorsi vengono lanciati brutalmente proprio sopra fino a darci i risultati. Diciamo che quello che vedo è che, sempre un paio di dati tecnici, algoritmicamente parlando non viene eseguita la scansione della serie. Che distanza il sistema è a distanza utile per un unico jump? Sì, fai la rotta in un unico jump, punto. Questa cosa non viene fatta, ma c'è sempre il solito algoritmo che va a valutare tutte le opzioni limitrofe fino a trovare quella ottimale, che è un unico jump. Non vedo soluzione migliore oltre quella già trovata, che si potrebbe trovare in mezzo nanosecondo se questo algoritmo, insomma, di tracciamento rotte fosse leggermente più ottimizzato. Questo lo dico perché anche a livello di sviluppo proprio nella teoria del gioco proprio, per cui parliamo proprio di programmazione, ovviamente è utile fare queste ottimizzazioni. Perché si alleggerisce il peso di calcolo su CPU, che sia del mio PC o del relativo server. Quindi ecco, insomma, questo è il dato, e niente, bene, basta. Quindi dopo un sacco di dati tecnici, introduzione, boiate varie, direi che possiamo andare intanto a visitare questo sistema. Quindi come al solito ce ne usciamo da qui, qua attacchiamo i motori, acceleriamo, anche troppo, puntiamo il muso in alto, tiriamo sul carrello e via. Sciù, verso lo spazio infinito de sto casso, evviva. Come vedete qua, riallacciandomi al discorso nel video precedente, anche qui insomma nella fase di allontanamento dal pianeta non ho un gran bel niente di nulla da fare, quindi niente, aspettiamo, anche qui countdown, dai che andiamo, andiamo a vedere cosa che troviamo, che ne aspetta. Nel frattempo, giusto per aggiornare un attimo la situazione videoludica dei giochetti che ci piacciono tanto, sto sinceramente ponderando, come già avevo accennato l'altra volta, insomma, di cominciare a fare dei video anche su dei giochi differenti rispetto ad Elite, che insomma, riesco a fare degli streaming perlomeno pseudo decenti, quindi per il momento resterò su questo giochino, almeno il completamento di questa missione. Poi nessuno, insomma, mi vieta di proseguire oltre. Dopo pensavo di fare un po' dei podcast, un progettino leggermente differente. Vabbè, dopo vedremo un attimo cosa sto elaborando nella testa per il prossimo progetto video. Comunque, nel frattempo ci siamo gustati il nostro bel pianeta dal quale ci siamo appena separati, quindi San Valentino è finito, salutiamo il pianeta lì e andiamo a trovarne un altro. Ecco, vedete, il karma ci ha appena punito, ho sbagliato il tastino e via, adesso si ricomincia la procedura di jump. Niente, dicevo, vedremo. Sto seguendo con molto entusiasmo, devo essere sincero, un gioco indie attualmente su Kickstarter, piattaforma che penso conosciate abbastanza tutti. Comunque si chiama Dual Universe, prende idea da un bel voxel sandbox open space mo game, quindi milioni di sigle, per cosa dire che sarà pianeti proceduralmente generati tutti a cubettini, navi che potete costruire a cubettini a patto di mettere ovviamente dei pezzi giusti nel posto giusto, elementi scriptabili, quindi volete farvi una torretta automatica, ve la fate, volete progettarvi un'intelligenza artificiale da mettere nella vostra nave, scaldatevi le dita, preparate la tastiera e cominciate a scrivere il codice. Utilizzerà scripting in linguaggio Lua, altresì detto Lua,
E niente, basta, quello è quanto. Le potenzialità sono tante e il gioco è sulla carta, ovviamente, almeno su quello che si dice e si vede su Kickstarter, un po' di video e un po' di screenshot, forum, un attimo letti, eccetera, eccetera, dicono che insomma sia una cosa abbastanza interessante. Nel frattempo, eccoci qua, siamo arrivati al pianeta, quindi fermiamo un attimo i discorsi extra gioco e andiamo a vedere invece cosa abbiamo e cosa c'è in questo sistema. Vediamo se riusciamo a trovare un qualcosa di interessante. Beh, dai, non è male. Abbiamo 2 mega stelle unexplored perché ovviamente è, ma c'è anche JD Rucinter pronunciato in italiano, che è già passato per di qua, quindi ci ha già praticamente fottuto l'esplorazione, quindi non c'è. Cosa c'è? Non c'è niente. Allora, vediamo se c'è qualche asteroid belt. C'è niente. Niente, quindi le togliamo perché odio dover vedermele in traccia, qua mi danno un sacco di fastidio. Bene, quindi qui non c'è niente da vedere, però l'unica cosa che possiamo fare da questa signore, 253.000 LS, no. Direi che quella stella se ne può stare ben bene lì. Questa invece gli facciamo una scansioncina, tanto visto che nel frattempo scusate, nel frattempo devo andare nella Galaxy Map, ho tolto la manetta perché sennò mi sarei schiantato su quella stella. Allora, visto che stiamo andando in direzione di là, preferenze, qualcuno che ci sta seguendo, potremmo fare anche un bel polling direttamente in live streaming. Qualcuno ha qualche preferenza? Volete visitare cosa? Ne vedete qualcuna di bella? Stavo cercando una Neutron Star, sinceramente, e questa mi piace. Non lo so, così, giusto per dire. 33.9, quindi anche qui un solo unico jump. Il nostro fido Asp Explorer è una meraviglia per queste cose. Eccolo qua, ecco qui, come vedete nel frattempo il computer di bordo ha finito la scansione. E adesso andiamo verso T Orionis. Vabbè, partiamo qua. Bene, nel frattempo che facciamo il jump, torniamo al discorso invece di prima su Dual Universe. Niente, dicevo, tanto bello, almeno ovviamente come sempre solo sulla carta, gioco non ancora testabile nemmeno in alfa, quindi ci possiamo basare solo su quello che leggiamo e su quello che vediamo. Non ho avuto modo di provare nulla su questa cosa. Ecco qua. Nel frattempo salutiamo anche Red Revol che ci ha raggiunto direttamente online. Buonasera, ciao Red. Eccoci qua a girare per i soli e per le galassie di questa nebulosa. Concludo velocemente il discorso su Dual Universe. Niente. Gli starò un attimo dietro e vedremo un attimo cosa verrà fuori. Business model molto probabilmente sarà a pagamento mensile, questa cosa è una cosa che non mi piace più di tanto, però attenzione, se i contenuti sono validi e il costo mensile non è troppo alto, insomma ci si può fare anche un pensierino, perché no? Nel frattempo, come nel sistema precedente, come ormai è pratica consolidata, andiamo a vedere cosa c'è qui intorno. Se qualcuno ha già esplorato, eccolo qua, il nostro amico Sensi ha già esplorato la stella, i pianeti vicini, eccetera eccetera. Voi direte, cacchio, ma siamo abbastanza distanti, eccetera eccetera. Beh, sappiate che gli esploratori in elite sono tanti e hanno praticamente, non dico mappato tutta la galassia, ma praticamente quasi. Tra i i pianetucoli di questo sistema ne vediamo alcuni di interessanti, i pianeti atterrabili con gli anellini. Quindi, perché no, andiamo a darci una bella visitina. Ecco qui, come solito il karma ci punisce sempre. Avevo il pianeta alle spalle, sì. Abbiamo disabilitato il full scoop, siamo a carburante
è a serbatoio pieno, quindi possiamo anche divertircela tanto tanto andando in giro qua. Oh, siamo già quasi arrivati. Adesso andiamo, rallentiamo un attimo la manetta, rimaniamo come si suol dire con la manetta in blu, infatti vedete l'indicatore è in blu, ci aiuta automaticamente nelle fasi di accelerazione e di decelerazione. Ok, bene, adesso la scansione l'abbiamo ultimata, ne abbiamo un altro qua intorno, era quello che avevamo visto prima sul sistema vicino vicino. Rallentiamo un po'. E nel frattempo, eccoci qua, scusate, fermo un attimo la nave che rispondo un attimo a Red. No, non ho già parlato di Evocron, avevo ancora accennato a questo gioco, ne avevamo parlato infatti nel video precedente. Ma tranquillo, insomma, c'è nessun problema di contesto live, ce la stiamo sciallando tranquillamente qua in giro, quindi non stiamo interpretando il personaggio in questo momento. Infatti era proprio questo che parlavo prima, e del prossimo progetto video di non fare più in streaming, ma di divertirmi un po' con un bel video editor e di fare tipo dei podcast come dei pacchetti di missione dal Deep Space. Infatti mi sta quasi quasi saltando il pallino di prendere l'ASP e andare proprio in Deep Space, ma vero Deep Space Exploration, quindi per fare ciò devo invertire due moduli, devo prendere non lo so, stavo pensando appunto di prendere un fuel scoop maggiore e un half moon minore, però ci penserò un attimo quando sarà il momento. E per il discorso di Evocron ci sto pensando, ma non credo che sarà un gioco su cui mi sposterò. Mi piacerebbe, purtroppo non ho molto tempo e Evocron richiede davvero tanto tempo per essere appreso come gioco. Ha una curva di learning, una learning curve, quanto ci piace. L'inglese, comunque dicevo, una learning curve abbastanza elevata. Purtroppo molto tempo non ce l'ho e quindi mi sa che verrà un attimo accantonato, però non si sa mai, non voglio mai dare per scontato una cosa, quindi può essere. Probabilità è bassa, dai, lavoriamo con le probabilità. Ok, chiudiamo un attimo il discorso su Evocron, nel frattempo andiamo nella system map, andiamo a vedere cosa ci propina questo pianetucolo qui bello bellino che abbiamo appena scansionato. Ok, allora vediamo se ci fa arrivare un po' più vicino, dai, caricami le texture, eccolo qui, pianetucolo rosa. I pianetucoli rosa mediamente dicono, almeno sulle risorse galattiche, che contengano tanto infatti non lo vedo, che contengano l'arsenico, un materiale che, visto che ci sono, sto cercando perché volevo potenziare ulteriormente l'FSD, ma non ne vedo. Ferro tanto, nickel tanto, chromium tanto, zinco abbastanza, cadmio, stagno, germanio, tecnezio, no. I ring invece, eccoli qua, vediamo, sono metal rich, uno è Rocky e l'altro no. Se avete un'anaconda che andate in esplorazione, quello che vi consiglio è portarvi dietro almeno una piccola raffineria. Io ci stavo pensando con l'ASP, ma non ho abbastanza spazio per la raffineria, quindi non l'ho fatto, però era un'altra delle cose cui stavo pensando. Vediamo il secondo, ecco qua, come vedete arsenico 1.9% e non è malaccio, un 1.9% rispetto alle percentuali che mediamente si trovano, quindi queste pianetucoli e lunette così rosacee, insomma, non sono male. Vabbè, passiamo al sistema successivo, vediamo se qui c'è qualcosa di interessante. Penso che arriverò solo fino a quanto è. Sì, dai, potremo arrivare solo fino a qua, insomma, non ho voglia di perdere la vita qua dentro.
Ok, infatti Red ci conferma in chat riguardo le recensioni e la difficoltà di apprendimento di Evocron. Penso che comunque, beh, nel frattempo che ci avviciniamo al prossimo pianeta possiamo anche parlarne un attimino. E dicevo, penso che comunque insomma giochi che hanno una curva di apprendimento alta, almeno si spera che dopo ripaghino in divertimento, perché ovviamente noi giochiamo per divertirci, quindi è anche un divertimento imparare a fare le cose. Prendiamo il gioco per eccellenza tipo Minecraft. Minecraft, gioco di tanti anni fa, nato in Java, o oggi diventato preso da quei tentacoli ctuliformi di Microsoft, infatti com'è così. Comunque anche quello, meccaniche semplici, ma learning curve di tutta la parte di crafting assolutamente molto elevata, quindi anche lì cosa succedeva? Pian pianino, step by step, si imparano a fare le varie cose. Come dicevo tempo fa, mi sono dedicato anche a giocare a X3 Terran Conflict, e se ho imparato a giocare con quello, cioè alla fine si può fare un po' di tutto. Dopo mi sono anche lì abbastanza annoiato perché bella Space Simulation anche su X3, però il problema del tempo persiste anche lì. Anche se avevamo i moltiplicatori che ci consentivano di spingere il tempo fino al 600% per spostarci da situazione A a situazione B molto velocemente, comunque anche lì il tempo era un parametro critico e non compatibile con quello che effettivamente poi io potevo dedicarci. O se studia o si gioca, e lì ho deciso di studiare all'epoca, grazie a Dio, cosa che purtroppo non è successa all'epoca Morrowind, che vabbè, è stata un po' un'epoca storica della mia carriera di videogiocatore, maledetto quel gioco e chi l'ha progettato e costruito. Gran giocone, però ovviamente gioco tanto bello, ma ovviamente quando un gioco è bello sapete che il vostro tempo viene completamente macinato dallo stesso. Comunque, tornando in gioco, adesso speriamo che mi apra qui il pannellino. Ecco qua, come vedete anche tutti questi dati, ne parlavamo anche giusto ieri, potevano metterceli anche nel HUD della nave da qualche parte. Arsenico 2.1%, qui potremmo, ecco dai, sì, potremmo anche fare un piccolo tentativo timido di atterraggio. Qui assolutamente no, qui assolutamente fosforo, manganese, selenio. C'è anche del selenio qua, ah, che bello. Ci sono anche le patatine fritte col selenio qua, che bello, che bello, che bello. Vai. E questo e questo adesso che un attimo che vado su a vedermi sul face map. Mamma mia che roccia strana. È tipo una pallina di pongo ditata da un bambino questa. Ah, deve essere è la prima volta che vedo un pianetoide non perfettamente sferico, come mediamente invece si trovano. È bella questa cosa. Allora, io direi che adesso possiamo esplorarci Orionis 3 e quindi Orionis 3B. Questo Unexplored l'abbiamo già tracciato. Boh. Ma pensa. Cioè, cosa c'era? Mezzo grado fuori centro Hood? Mamma mia, anche queste cose. Dai, ragazzi. Signorini della frontiera, non siate pignoli e fiscali su queste boiate. Siatelo dove dovete esserlo. Basta, punto, fine, non entro in polemica. Basta, abbiamo già polemizzato che basta ieri. Parieri, ma 2 giorni fa. Ok, niente di interessante. No, ho sbagliato. Come diciamo qui, go sbagliam. Qui dobbiamo andare. Tac, exit. E andiamo. Bene,
iniziamo le manovre di avvicinamento verso Orionis 3, quindi signori signori, equipaggio e persone in cabina e chi ci sta seguendo dagli vari spazioporti, ci stiamo avvicinando a Orionis 3, iniziamo le manovre di atterraggio, cerchiamo magari sulla superficie di questo sasso di trovare un punto di atterraggio decente lì. Adesso, non so perché sto andando verso il lato oscuro, ma il dark side del pianetucolo mi ispira. Vedo qualcosa di stranozzo là, ma ecco qui, già stiamo cominciando a cambiare colorazione. Come vedete adesso abbiamo proprio le nebulose qui intorno e lo sfondo è proprio bello, almeno qui. Non so se riuscite a vederlo nello stream di là. Io sto vedendo un'anteprima qui, ma guardate qua, lì c'è tutta Barnard Loop nella sua imponenza, infatti ci siamo molto vicini. Giusto per là, e quella lì dietro dovrebbe essere la testa di cavallo. Bene, allora, no, vado verso il lato illuminato del pianeta, quindi riaccelero lasciandomi un po' di spazio dalla superficie. Ok, teniamoci i nostri riferimenti sugli anelli. Niente, ho fatto un attimo questo giro per poter dare un occhio meglio alla superficie. Un occhio meglio, madonna, ma come cazzo fa? No, per avere una visuale migliore della superficie planetaria per quanto riguarda il lato oscuro del pianeta. Ecco qui, adesso rimanovriamo cercando a occhio un buon punto per un atterraggio. Eccoci qua, rallentiamo un attimino e miriamo questo cratere, questo qui proprio che ci stiamo verso il quale ci stiamo dirigendo. Siamo di andare da qua, come dicono a Venezia, de qua o de a. Infatti questo insomma un po' di attualità nostra. È successe tempo fa che alla fine del Ponte della Libertà, che è il ponte quello che appunto collega la terraferma con le isole veneziane, si decisero di installare i sistemi, quelli con la cartellonistica luminosa, con la cartellonistica luminosa, e insomma il primo messaggio che inserirono con le indicazioni fu de qua a sinistra e de a destra, quindi pensate voi, un povero turista che arrivava là che poteva andare de qua o de a. Ce la siamo risa tanto quando l'abbiamo visto. Dopo ovviamente l'hanno tolto e sistemato, però fu un bel momento simpatico, una delle poche volte che riusciamo a divertirci un po' anche noi qua, invece che vedere sempre le solite robe. Guardate che bella montagna, sembrano robe piccole, ma fidatevi, sono alture di tutto rispetto. Uscire da questo cratere sarà impegnativo con l'SRV. L'ho fatto una volta su crateri di questa dimensione qui, non lo farò mai più. Ok, infatti Red ci scrive di nuovo. Allora, povero Red, PC in aggiornamento, quindi sì, seguici pure qua, dai, in bocca al lupo che arriverà. E giusto per vabbè, guarda, apri proprio un bell'argomento, aggiornamento PC. Dovrei farlo pure io. Sto giocando con una macchina di 6 anni fa, 6-7 anni fa. Gran bella macchina, mi consente ancora di giocare, però ovviamente le texture sono basse, ho un sacco di compromessi per i giochi di oggi, però tutto sommato riesce a tenere botta e a consentirmi anche di fare streaming. Una bella GTX 560 Ti su in questo momento, la vedete sfruttata fino all'osso, ed è qua.
Prossima configurazione, pensavo di saltare Skylake e andare su Kaby Lake, ma magari guarda, potremmo fare anche un video a riguardo su quanto è. Tempistiche, diciamo di aggiornamento dei sistemi di bordo, diciamo, chiamiamoli così, insomma, sono molto alti. Nel frattempo ho estratto il carrello, ma situazione molto problematica qui. Situazione molto problematica, vedo un terreno alquanto fastidioso. Vediamo già dei sassi lì. Vabbè, facciamo un attimo una prova e vediamo se riusciamo a trovare qualcosa. Io ho i miei dubbi. Piano! Mamma mia! Questo è un pianeta tosto. Mi sono già spapparacchiato un po' gli scudi. Allora, piano, un attimo, scusate, devo fare un po' di attenzione su questo pianeta perché ha una gravità un po' strana ed è un po' difficile atterrare. Lavorare un attimo con la manetta qui dell'OTAS è un po' difficilotto. Andiamo. Ok. Mi sa che è un pianeta ad alta gravità perché ho praticamente sfiorato il motore verso il basso e mi ha schiantato brutalmente sulla superficie. Quindi adesso sarà un momento complicato. Andiamo a vedere con l'SRV cosa riusciamo a fare. Dovremo fare parecchia attenzione perché probabilmente su questo pianeta non possiamo divertircela tanto quanto sui pianeti low gravity. Comunque, adesso andiamo a vedere. Sì, poi dicevo, configurazioni PC e cose del genere, magari ne riparleremo un po' più avanti. Secondo me ormai passare a Kaby Lake è un passo quasi obbligato. Non chiedetemi per le configurazioni AMD ATI perché proprio sono fuori assolutamente alle mie conoscenze e eccolo qua, High Gravity Warning, perfetto. L'avevamo già capito grazie a gioco che siamo su un pianeta ad alta gravità, quindi anche con l'SRV dobbiamo fare parecchia attenzione. Allora vediamo che segnali riusciamo a intercettare qua. Comunque nel frattempo, cioè, scusate, spendo 2 secondi per... Ah, ok. Siamo troppo vicini alla nave per estrarre la torretta. Eccoci qua. Estraiamo un attimo la torretta. Ne approfitto per guardarci un po' intorno. Vedete, quella è la montagna. Questa è la nostra bella nave. Come vedete facciamo un po' i fighi. Abbiamo comprato un po' le pinne. Vabbè, erano in offerta questo Natale. Abbiamo sfruttato un attimo le offerte natalizie. E sì, dai, visto che ci siamo, andiamo a vederla anche di lato. Qua sassi. Dai, insomma, grafica abbastanza decente oggi. Tra l'altro, oggi è uscito anche l'aggiornamento dei driver Nvidia, quindi avevo fatto l'aggiornamento prima, devo dire che per il momento vanno bene. Eccola qui, la vediamo di lato. Come potete vedere è tutta bella nera e verde, ho comprato un po' di colorazioni e dopo, vabbè, dai, mi sono divertito un po' con le offerte, quelle natalizie. Hanno messo tutto veramente in super offerta, quindi insomma ho avanzato 2 soldini sulla carta di credito e ogni tanto ci può stare, diciamo che mi sono privato di 3 o 4 caffè, insomma. È anche giusto ogni tanto magari dargli 2 soldi, perché comunque considerate che non vi chiedono un abbonamento mensile, non vi chiedono un pagamento ulteriore oltre il... Scusate, sto notando un segnale strano qui. Ok, andiamo a seguire questo segnale che è un po' strano. Comunque dicevo, non vi chiedono abbonamenti mensili, non hanno fatto moduli pay to win, quindi dai, se avanzate 2 soldini e il gioco vi piace, in questo caso non esitate a comprare 2 o 3 boiatine grafiche perché tanto sono comunque sempre piacevoli. Magari vi comprate la verniciatura o le pinne o magari i bubblehead e via discorrendo. Prossimo acquisto pensavo appunto di colorarmi il macinino a rotelle.
Perfetto, grazie Red per il supporto al Veneto Cosmico. Effettivamente di Veneto ne abbiamo un po' poco in queste due situazioni, quella di lunedì e quella di oggi, ma ogni tanto qualche frase idiomatica ci scappa. E ricordiamo il nostro famosissimo detto It's glass, se vero, altresì in italiano è vetro, ma in Veneto vuol dire è vero, se vero. Quindi quando parlate con un inglese ricordategli sempre che se c'è una verità ditegli It's glass, vi farete quattro risate con lui o su di lui, insomma, dopo, nel caso, beh, gli linkate il video con la spiegazione. Aia! Ecco, 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 perché bisogna stare attenti nei pianeti ad alta gravità, perché basta sbagliare mezzo approccio e vi andrete a schiantocchiare. Allora, eccolo qui, vediamo un attimo il segnale di cui vi parlavo, eccolo qua, finalmente lo stiamo puntando giusto, piano. Sono momenti un po' critici qui, ma no, facciamo anche una cosa intelligente. Nel frattempo facciamo partire via l'astronave perché non vorrei che mi creasse dei falsi positivi. Ok. Ciao nave. Ah, tra l'altro, visto che rimanevamo un attimo anche in discorsi di aggiornamenti utilissimi all'interno del gioco, leggevo che tra un po' le navi ci daranno la possibilità di dargli un nome, quindi se uno vuole farsi la nave che si chiama Millennium Falcon o Eagle 5, tutte ovviamente citazioni un po' subliminali, però dicevo, lo potete fare. Cosa gradita, però torniamo sempre al discorso di prima, utile come una, passatemi la volgarità, utile come una badilata di merda su un muro appena imbiancato, però insomma si potrà fare, vabbè, c'erano tante altre cose, ma potremmo dare il nome all'astronave, va bene, dai, va bene. Si può fare anche quello. Tanto facciamo un attimo un check sul tempo, 36 minuti dall'inizio dell'esplorazione di queste stelle. Allora, diciamo che se dovessimo esplorarle seriamente in questa zona qui servirebbe, facendo un attimo dei rapidi conti, almeno un mesetto di esplorazione, considerando una media di 4-5 ore ad ogni ad ogni serata esplorativa. Quindi diciamo 30 giorni per 4-5, facciamo conto tondo, 5 ore, insomma un bel 150 ore qua in zona di esplorazione di tutti questi asteroiducoli, pianetucoli, più o meno è il suo tempo. Qui è un sistema molto denso di sistemi. Ovviamente, se vi piace esplorare, insomma, eccolo qua, se vi piace esplorare, motori avanti tutta e se va. Che dite, potremmo anche accelerare un po' qua? Minchia, sta roba non arriva più. Adesso vediamo, evitiamo di dover scalare questa altura. Seguiamo questo segnale. Mamma mia, dove cazzo? Dovete essere pirati? Ok, il segnale è sempre più stretto, quindi dovremmo essergli molto vicini e probabilmente deve essere là. Eccolo lì. Eccolo lì. Mega sassone, cosa abbiamo trovato? Ah, un normalissimo outcrop. Oh. Pam! Cazzo, avete visto come sono caduti giù quei sassi? Porca boia. Gravità. Gravità. Per questa fantomatica forza. Ah, tutta sta fatica per trovare praticamente un cazzo di niente. Però questo sì. E... Lo stagno. Se non sbaglio, tin. Dovrebbe essere stagno. Si vede che in Elite lo stagno è un materiale raro. Carbone, molto comune. Vabbè, questi non so neanche più a prenderli su perché tanto comunque li trovate praticamente ovunque. Visto che ero appunto su un pianeta con alta densità di arsenico, un bel 2,1,9%, cos'era, una cosa del genere. Ci ho provato.
Non sto rilevando segnali particolari. Qui ne becco uno abbastanza forte. Vabbè, dai, andiamo da qua e vediamo cosa che viene fuori. Ok, ovviamente il mio veneto è un po' per i puristi della lingua veneta, insomma, potrebbero dirmi tante brutte parole. Ok, il mio veneto è un po' sporcato da dialetti di... Scusate. Ok, devo prendere un po' di rincorsa. Dicevo un po' sporcato da vari dialetti di zona, tra appunto il veneziano veneziano, un po' di zone di Padova, Treviso e posti nel mezzo, quindi insomma non aspettatevi una lingua veneziana pura o di questo, di quel posto puro, insomma, sarà giusto così, insomma. Per stemperare un attimo la situazione, ecco, esatto. Sì, 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 sì. Quindi niente, così, un attimo una piccola precisazione mentre mi sposto a capire un attimo dove posso andare perché qui ho segnali ovunque sul radar. Ma un piccolo trucchettino, almeno così io faccio. Quando ho un segnale così esteso, cerco... Allora, due sono le cose. O lo mirate al centro e ci andate dal centro. Oppure io preferisco partire da uno dei due limiti, destro o sinistro, perché questo mi dà la possibilità, nel caso fossero segnali multipli, mi dà la possibilità appunto di seguirli e i 3-4 affioramenti che possano essere in sequenza, uno dietro di quell'altro. Uh, giusto per, giusto per dire. Giusto per dire, stavamo catafottendoci giù da questo bel dirupo. No? Non è male, guardate come scende, mamma mia, pianeti ad alta gravità. Adesso ci tocca anche scalare qua questa... infatti non ce la facciamo, mamma mia. Ma voglio un 4x4, un bel Jeep Wrangler qua, gli darebbe la birra a sto macino a rotelle. Un bel V6 da 6-7 litri con un sacco di potenza invece che sto motorino elettrico alimentato a fosforo. Per carità, motore elettrico comunque sappiamo che ha sempre molta più coppia di altre tipologie di motori e ce l'ha da sempre e subito, quindi comunque diciamo che i motori elettrici se fossimo nella realtà sarebbero veramente i più indicati per questa tipologia di, chiamiamole, missioni. Adesso forse abbiamo raggiunto anche l'outcrop. Eccolo qui. Infatti come vedete, seguendo il limitare destro del segnale sono arrivato al primo outcrop e dopo potrò seguire gli altri segnali. Già lo vedo lì in distanza, dovrebbe essere questo. Infatti non è quello, ma è poco più avanti ed è nascosto da questa piccola altura. Uh, Ok, ok, pronti per vedere quanto salteranno per aria i sassetti? Tum 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 tum. Guarda, pam! Cazzo, cioè, proprio alta gravità. Vabbè, qua. Cosa abbiamo trovato? Carbone, ferro, 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 carbone. Dai, non è male. Carbone, ferro, 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 carbone. Giusto perché siamo qui, mi recupero un ferro, perché, giusto perché abbiamo fatto la strada. E anche qui poi ci ricolleghiamo sempre con il discorso di ieri, cioè ho una mega nave spaziale, non riesco neanche a fare una scansione superficiale per capire che qui può esserci del ferro, lì può esserci questo, qui magari ho più probabilità di trovare una cosa piuttosto che non un'altra. Vabbè, procediamo oltre, quindi pensate, anche lì io ho fatto
ho recuperato una cosa come tipo 15 unità di arsenico all'epoca, e sapete quanto difficile è trovarlo, ed ero riuscito ad avere tutti i materiali per fare 15 upgrade di livello 5 del mio FSD. Bene, in 15 tentativi non ho ottenuto nulla di meglio di quello che avevo fatto per sbaglio prima. Quindi, no, dai vai su, dai vai su. Ok, quindi come vedete anche lì la super randomizzazione che c'è di questa cosa qui è un'altra cosa che non mi piace molto, cioè allora anche lì secondo me gli ingegneri potevano gestirli in questo modo. Allora, ok, ti trovi i materiali, ma puoi anche andare a comprarti i componenti, quindi se vuoi magari se vuoi magari ti vai a comprare là, o se no un ingegnere costruisce un componente, un ingegnere costruisce un altro componente. Quando avete costruito tutti i componenti, ok, in base ai componenti, il livello di componenti che avete costruito eccetera eccetera, vi viene fuori il vostro pezzo, bel pezzo finito. Quindi inutile star lì a dire ah ma ti metti più questo, metti meno quello. Allora io mi costruisco un componente così, costruisco un componente con A, costruisco un componente in base alle varie proprietà dei singoli componenti che vado a costruire. Allora avrò magari recuperato un po' di massa ottimizzata o questo, cioè insomma, quello veniva fuori secondo me una cosa molto più interessante, invece che dover andare in giro per tutti i pianetucoli a recuperare materiali alla cazzo di cane. E poi anche sinceramente, per esempio i manufactured items che trovate in giro, perché gli ingegneri non li possono costruire? Cioè ci sono stati dei casi in cui io sono dovuto andare in un sistema in stato di anarchia come questo. Oh, era qua dietro, adesso andiamo a recuperarlo. Intanto nel frattempo parla abbiamo trovato anche il sasso. E dicevo, sono dovuto andare in sistemi e andare ad ammazzare altre navi NPC, per carità, insomma, quindi chi se ne frega, però non fa parte del mio personaggio andare in giro ad ammazzare altre navi così a gratis solo perché mi serve un manufactured item. Cioè non va bene, non va assolutamente bene questa cosa. Perché non posso andare da un ingegnere e farmelo costruire da lui? Eventualmente recupero i materiali, me lo faccio costruire dall'ingegnere. Perché non li posso comprare i materiali? Siamo in una galassia enorme, non posso andare a comprarmi un po' di stagno, un po' di tungsteno? Cioè, tante cose un po' incoerenti. Comunque, allora, diciamo che questo pianeta ad alta gravità... Questo pianeta ad alta gravità, sto cazzo. Ok, è un casino da girarci sopra, rischio di spaccare l'SRV praticamente ad ogni altura, ma non ci importa perché adesso abbiamo un bel segnale e andremo a visitare l'ultimo coso. Poi richiamiamo la nave e procediamo sul sistema dopo. Quindi l'esplorazione di questo sasso ad alta gravità finirà tra poco. Sì. Sì, hai proprio ragione, giusto per citare, non conta proprio un culo avere il nome dell'astronave, però ovviamente sono tutti quegli update, quei fancy update, quindi update grafici, abbellimenti che ovviamente attirano nuova utenza che però il gioco perde, perché se la gente non riesce a fare i soldi, potenziare l'astronave, devi diventare imbecille anche per comprare un'astronave medium, perché far 6 milioni per comprare per esempio anche un'aspa tipo la mia, adesso non è che sia così facile. Io ho un amico che ha quittato proprio per questo motivo, ho detto basta, non ce la faccio più. Facevo missioni da 100.000, adesso le stesse missioni mi pagano 30.000, non mi ripago neanche dei danni o del tempo che sto lì a giocare, cioè no, non va bene. Punto. Polemica finita. Basta, andiamo a vedere cosa troviamo qui. Andiamo, acceleriamo un attimo, piano però. Certo che gli scudi dello Scarab non resistono proprio un cazzo ai colpi. Ok, il primo è vicino, il primo outcrop è vicino, dovremmo identificarlo anche sul radar. Ma ci prendiamo per il culo, ci siamo già passati per di qua. Non ci posso credere. Non è che è quello che ho esploso prima, no? Ah, ne ha generato un altro, va bene. Allora, questo pianeta sembra tettonicamente attivo, perché qui ci eravamo già passati e non c'era nulla, ed è venuto fuori un outcrop così proprio dal niente. Com'era qua? No,
Dove erano le luci? Eccole qua, scusatemi, non mi ricordavo più il tasto per le luci. Allora, zolfo, cromio, vabbè, guarda, prendiamo su un po' di zolfo giusto perché siamo qui. Oggi non abbiamo proprio fortuna. Ok. Ok, dovremmo averne un altro di vicino qua, lo vedo proprio un segnale molto stretto sul radar, andiamo a vedere, poi basta dai. Basta perché insomma che do coglioni, cioè che do coglioni, non riusciamo a trovare una bella basetta aliena, qualcosa di interessante da vedere, vabbè che sono sassi sterili però cazzo, cioè, eh, vabbè, dai che andiamo. Eccolo qua, è un altro outcrop. Diamoci di freno a mano. Ok, cosa abbiamo trovato? Zolfo, carbone, zolfo, cromio, fosforo, carbone. E allora. E visto che ci siamo, allora, io vado di solito di basic, qui non mi serve andare, potrei andare anche di premium, vedi, bonus 30 danno, bonus 15 danno, sinceramente non mi frega una cippa di niente, quindi dopo, magari se andate in missione che dovete far esplodere cose, allora sì, vi consiglio di andare a premium. Per esempio, una premium ricarica dell'SRV vi darà un 100% di strength in più. A me manca solo del tellurium per poter riuscire a fare questa cosa, ma non mi interessa. Un po' di ferro, un po' di nickel, ci ripariamo e siamo contenti e felici. Giusto proprio visto che ci siamo, anche qui vedete zolfo e fosforo e siamo a posto. Ok, adesso zolfo, visto che siamo qua, andiamo un po' a naso, eccolo qui. Questo cos'è? Eccolo qua. Questo è l'altro che... Eccolo qua. Bene, questo conclude un attimo questa parte qui sul pianeta. Cosa facciamo? Dai, richiamiamo la nave. Sì, magari se... Ok, mentre la nave rientra, giusto perché dobbiamo per forza ottimizzare un attimo i tempi, se no qui perdiamo un sacco di tempo per la cippa del nulla. Adesso andiamo a vedere il prossimo sistema. Facciamo un saltino veloce, dai, voglio vedermi un attimo un'altra stella. Allora, sì, magari se facciamo le cose giuste. Ok, l'esplorazione di questo sistema proseguirà anche sul prossimo capitolo, perché come avete potuto vedere qua c'è uno sfacelo di robe da vedere, anche la nebulosa qui è abbastanza grande, la nostra bella Running Man, e volevo trovare proprio oh, guardate questo è proprio, secondo voi è dentro la nebulosa? No, 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 no. Questo Running Man Sector. Volevo trovarne proprio uno dentro, bello fraccato dentro la nebulosa. E secondo me questo può essere la nostra prossima destination. Sì, dai. Sì, 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 sì. Beh, ovviamente sono con l'SRV e non posso andarci, ma posso neanche tracciarlo? Ok, allora ricordatevi, aspetta un attimo che me lo segno, visto che abbiamo un'astronave con un computer e bla bla bla, mi devo segnare su un pezzo di carta il sistema CQYD22. Ok, bene. Esciamo, dove ha parcheggiato la nave? Ce l'ha parcheggiata proprio qua dietro. Oh, certo che tiro il freno a mano, porco cazzo, se no finisco giù in valle. Ok. Nel frattempo ringrazio tutti i telespettatori in questo momento per la vostra enorme pazienza e ringraziate che abbiamo lo spazio per atterrare qua vicino, se no chissà quanti chilometri devo farmi per riprendere la nave. Adesso vediamo, eccoci qua.
Ok, dai, siamo stati anche bravi, siamo riusciti a non esplodere l'SRV anche su un pianeta ad alta gravità. Abbiamo ricercato un po' di minerali e materiali vari, non trovando comunque quello che stavamo cercando, che era l'arsenico, ma non importa. Bene, torniamo sulla nostra bella astronavina. Grazie Red che, che ci supporta segnando in chat il sistema. Eccolo qua, infatti, grazie, grazie mille, cazzo, minchia, abbiamo un super assistente di bordo qui, veramente, grazie Red. Ok, quindi sistema CQYD22, stiamo arrivando. Ok, allontaniamoci, allontaniamoci da qui. Beh, insomma, è anche bello avere un po' di interattività, no? Cioè, vabbè, che state guardando qua, ma per carità, insomma. Infatti, potrebbe essere anche interessante magari lanciare qualche sondaggio o qualcosa del genere, tipo andiamo di qua o andiamo di là? A voi la scelta. Beh, sì, dai, bella idea, bella idea. Comunque, questo potremo farlo quando ovviamente i nostri telespettatori raggiungeranno un buon numero, ma anche se volete adesso suggerire qualcosa, ben venga, insomma, come dicevo la chat ce l'ho qui. Bene, adesso dove è andato a finire? Dove è andato a finire? Dove è andato a finire? Eccolo qui, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto, l'ho visto. Perfetto. Tracciamo la rotta. Usciamo dalla Galaxy Map. Cominciamo a vedere se... Ma io... Mamma mia, ho sbagliato. Che pollo. Potevo fare questa cosa anche prima, ma vabbè, non importa. Andiamo avanti. Beh, infatti, ma anche questo discorso di interattività, eccetera, per questo stavo cercando un bel gioco open sandbox, bla bla bla, perché nei momenti di streaming è anche bello magari interagire un attimo con l'utenza che assiste allo spettacolo, per cui tipo come appunto magari può essere Elite, adesso prendo esempio il gioco che abbiamo qui in questo momento, cioè un attimo che mi... Scusate, devo controllare una cosa sui controlli qua. Noi dobbiamo andare... Eccolo qui, proprio dall'altra, giustamente dall'altra parte del planetoide. Ok, quindi continuiamo la fase di allontanamento. Dicevo, anche lì, cioè, è bello, secondo me, dare un pelletto di interattività alle varie avventure. Boh, è una cosa che... Boh, bah, proveremo a fare, dai, proveremo a fare. Purtroppo in Elite è un po' difficile fare questa cosa, ma vabbè. Ma vabbè, dai, insomma, i giochi ce ne sono a miliardate, cioè potremmo fare anche, cioè, potremmo applicare questo stesso concetto anche a un gioco tipo RuneScape, cioè non è che deve essere per forza qui, insomma, non ci obbliga nessuno. Nel frattempo cominciamo a vedere i colori della nebulosa nello sfondo che insomma sono sempre un piacevole diversivo rispetto al nero completo dei sistemi iniziali. Qui andiamo. E via. Come anche sarebbe bello, cioè ovviamente lì i sogni, beh, insomma è sempre bello averli e un bello sistema VR da poter utilizzare. Ne ho guardati alcuni, ma mi sa che oltre l'HTC Vive è il deserto del nulla del nulla. Sistemi VR, boh, giusto per parlare di qualcosetta fino a che arriviamo di là, ho seguito l'Oculus Rift, bellissimo progetto che ha dato la vita praticamente a tutte queste cose. Voi direte, ma io li ho provati nei lontani anni 80, cioè non è che sono cose tanto nuove. Il fatto è che all'epoca erano c'era una sala giochi qua che aveva appunto sistema RV, e parliamo dei 90, scusate, anni 80, forse è un po' esagerato, comunque nei primi anni 90, e Quake, io ho giocato a Quake con fucile in mano, visore e tutto quello che oggi spacciano, che è l'HTC Vive. Io lo provai all'epoca ed era molto molto bello, immersivo, quindi alla faccia. Il problema dell'epoca erano ovviamente i monitor, l'estremo peso di tutta l'attrezzatura, perché la tecnologia ovviamente era quella che era. Però
insomma, non è che hanno inventato nulla di nuovo. Ah, ma che bravi che siamo stati. Abbiamo trovato un sistema che ovviamente è già stato scoperto da qualcuno. C'è una running belt qua, la selezioniamo, visto che non è stata scoperta da nessuno. Evviva, andiamo a scoprirla noi, che tanto è 5LS, non è stata esplorata. Evviva. Mi ero quasi quasi entusiasmato perché ho detto cazzo qua non c'è ancora passato nessuno e invece tracchete in fracada de bruto. No, è già passato qualcuno anche qui. 400 miliardi di stelle e sono, cioè, non, ma ne avrò scoperte finora due di nuove. Questo devo essere sincero, ho due stelline col mio nome su un trasporto passeggeri che feci all'epoca. Meglio che non uso la parola feci perché dopo insomma si può capire male. Ok, allora, visto che siamo proprio qui in mezzo, io direi adesso ci allontaniamo un po' dalla stella perché sennò... Allora, insomma, adesso qua si... Prendiamo un po' di dati di sta stella perché così ci facciamo un po' di soldi, poi ci allontaniamo velocemente così, perché ovviamente più vicini siete alla stella meno lo sfondo poi è visibile, quindi più apparirà nero e meno luci di altre stelle vedrete, quindi questo è quanto. Ma l'avevo fatta la scansione? Boh, mi ricordo. Vediamo cosa mi dice. Ah, ecco! Vedete che c'erano dei sistemi qua intorno. Allora, facciamo che andiamo verso di là. Infatti mi sembrava strano. Siamo vicini? Sì. Siamo vicini, sì. Dai, a tutta manetta e andiamo avanti. Ok, bene. Per chi si è collegato in questo momento, stiamo un attimo esploricchiando il sistema. Il sistema è nella Running Man Nebula. Non ci sono pianeti atterrabili, sono tutti e due non esplorati, ma già qualcuno c'è passato, quindi vabbè. Nel frattempo che ci allontaniamo un po' per per riuscire a vedere questa nebulosa sullo sfondo del nostro HUD, andiamo a selezionare un sistema dove possiamo andare ad atterrare perché volevo visitare in altri 2 o 3 sistemi prima di completare questa parte qua, ma i prossimi sistemi che andrò a visitare li tratteremo nel prossimo stream. Vediamo. Dai, vediamo se c'è anche... Allora, qui sono tutte giganti bianche. Questo F5, mamma mia. Oh, quella volta che cerchi una stella di neutroni non la trovi, cioè, è una cosa incredibile. No, no. Questa mi sa che c'ero già passato, sì. Vedete, tra tutti i sistemi cosa vado a trovare? Un sistema che ho già visitato in precedenza. Pazzesco. Che mira, Che mira. Magari avessi la stessa mira anche al poligono. C'eravamo prima qua dentro, vi ricordate? Mamma mia. Mamma mia. Quindi non è che non ce ne sono qua. Piano. Sono PC che fa un po' fatica a visualizzare tutte queste stelle. Vabbè, dai, selezioniamone una a caso qua intorno, che tanto è così, è vicina anche quella. Questa cos'è? Un'altra gigante bianca, CQY D23. Va bene, andiamo alla successiva D22, adesso andiamo a D23. Tracciamo la rotta, anche se non sarebbe necessario. Tanto 9 light years sono una bazzecola per questa nave. Ecco qui, adesso facciamo un attimo un po' di rotazione che così vi potete gustare. Ecco qui, guardate, insomma, direi che non è male adesso questa cosa. Dai. Ah. Ci sono dei momenti in Elite in cui è bello e ci si gusta il gioco.
Il fatto è e rimane che visitare le nebulose in giochi tipo freelancer era ancora più bello. Però qui è così, ce l'abbiamo così e ci teniamo questo. Ah. Beh, direi che potrebbe essere interessante anche per uno screenshot, ma facciamo una rotazione della nave perché volevo illuminarla un attimo meglio. Adesso proviamo, dai, 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 che ce la guardiamo. Ecco, anche tutto il cockpit, il vetro dell'abitacolo, tutto bello illuminato. Eccoci qua. È giusto per tornare al discorso di prima, ecco qui, quando faremo gli screenshot che ci saranno gli avatar personalizzabili, invece di vedere quell'omino con quella cosa, potremo vedere altre cose. Ah sì, l'ASP è per due persone, quindi sappiavatevelo che nel caso quando finalmente completeranno il multicrew anche con l'ASP potrete viaggiarvela con, con un amico. No, adesso stiamo illuminando un po' meglio la nave. Ok. Boh, vabbè. Non perdiamo altro tempo a farci i selfie nello spazio. Ecco qua. Sì, effettivamente, almeno ci sono anche degli aspetti positivi in Elite che sono appunto proprio queste inquadrature qui che potete, e tutta la serie di screenshot, poi ovviamente di video che potete fare, cioè graficamente è molto bello. Quindi arriviamo qui, F12, screenshot fatto, magari se fermiamo l'inquadratura, bene, basta, abbiamo fatto anche troppi screenshot e andiamocene. Sì, poi ovviamente anche sui pianeti, insomma, ce ne sono alcuni che sono proprio belli da visitare. Ovviamente tutto ciò richiede un buon PC, un buon selfie veneti, assolutamente, assolutamente. Là. E vabbè, poi guarda, visto che siamo in argomento di selfie, telecamere, screenshot e robe varie, sto dando la caccia a una bella action cam per poter fare qualcosa di diciamo interessante, anche di video presi live, quindi non solo sui giochi, ma magari attaccare anche qualche rubrica di vita vera e reale. Poca roba qui, poca roba, poca roba, poca roba. Allora, anche lì ci sarebbe un discorso lunghissimo sulle action cam e su tutto quello che ci va dietro, ma ho sbagliato, però andiamo lo stesso da di qua. Allora, cosa abbiamo qui intorno? Il cazzo del niente, proprio niente. Ho preso una stella dove non c'è niente, niente, ma niente, cioè un cazzo di niente. Vabbè, allora, scegliamo dove andiamo, distanti o vicini? Ma qui ci siamo già stati. Qui ci siamo arrivati adesso, dal 22 al 23. Abbiamo il 20. Andiamo al 20? E andiamo al 20. Non so neanche cosa ci sia là, non l'ho guardato. Però andiamo a vedere. Sto solo cercando. Mamma mia. Scusate, mi stavo bruciando i peli del culo. Eh, come cantava una bellissima canzone di una volta di saggezza popolare, era meglio morire da piccoli con i peli del culo a batuffoli che morire da grandi soldati con i peli del culo bruciati. Ricordatevi questa saggissima verità. Ok. Là, ecco, ovviamente sfruttiamo sempre i nostri bei jump per parlare di cose. Dicevo, guardavo per le action cam. Action cam ce ne sono tante belle. Tutti mi dicono, ma prenditi la GoPro, prenditi la GoPro. Bene, la GoPro usa ottiche CMOS della Sony, quindi sappiavatevelo anche questo. Sono venuto a scoprire anche questa cosa. Poi ovviamente c'è sempre la sezione commenti se dico boiate o cose non vere, e quindi insomma
scriveteli. Comunque, dicevo, oh, c'è tanta roba anche qua, insomma. Non c'è un sistema con un sasso dove posso atterrare? Beh, Olaf è già passato a esplorare qualcosa anche qua, cioè pazzesco. Abbiamo fatto 20, ma facciamo anche il 21. Ok, dicevo, magari non da qui, sempre il solito problema dei peli del culo bruciati. Dicevo, stavo guardando appunto anche un po' di action cam, dicevo GoPro monta ottiche Sony, quindi stesse, cioè ottiche CMOS elettronica dietro tutto Sony, quindi se trovate anche delle Sony sappiate che praticamente è una GoPro e via, e non sono gli unici che montano quell'hardware interno. Cosa volete? Dopo alla fine è un po' la storia della tecnologia di oggi. Uno produce, l'altro in scatola mette il marchio, fa pubblicità e il prodotto diventa, il marchio diventa il nome del prodotto, come la Dremel per i rotativi e oggi c'è la GoPro per le action cam. Ne stavo guardando alcune della DB Power, delle Xiaomi, anche la TomTom ha fatto una bella videocamera tubolare, tra l'altro, che sono quelle che preferisco, ma sono difficili da trovare anche perché dicono oh non funzionano bene, ma insomma la videocamera tubolare è sempre preferibile a quel quadrato orrendo della GoPro Style, diciamola così. Oh, qui invece c'è un saccone di roba, andiamo a vedere cosa c'è. E quindi niente, è così. Infatti mi dispiace. Oh, bene, bene. Come volessi dimostrare, anche qui è già passato qualcuno. Sì, dappertutto. Ok, queste cosa sono? Vabbè, dai, andiamo a fare una scansione di questi due pianetoidi e vedere cosa troviamo, cosa ci troviamo lì sopra. Dicevo, e quindi niente, mi è dispiaciuto un po' non averla già sotto mano perché alla Zombie Walk che siamo andati a partecipare l'altro giorno sarebbe stato davvero davvero interessante. Di solito partecipo come Hunter, mi ci diverto un sacco, ovviamente sempre per finta, per gioco e per scherzo. Parla, qua si accelera troppo. Dicevo, per finta, per gioco e per scherzo andiamo ad uccidere gli zombie, ci facciamo uccidere da loro, quindi sangue buei de fora e vabbè. È stata bella, interessante, e con un action cam sarei riuscito a fare dei video veramente veramente interessanti, anche in un paio di scontri che ho avuto col nostro amico Manuel, che brandiva una bella motosega, ovviamente senza lama, senza catene, senza niente, insomma, dai, siamo lì per divertirci, quindi praticamente era solo un pezzo di ferro che faceva un po' di casino. E video e altre cose saranno presenti, credo anche sulla Fox, perché c'era anche la Fox come televisione, quindi insomma ha fatto le cose belle in grandi e niente, staremo a vedere cosa uscirà. Come foto ne sono già uscite qualcuna, non ho visto molte foto sugli Hunter, purtroppo eravamo in pochi a causa di regolamenti decisi dal questore, che ovviamente per il discorso di ordine pubblico ha deciso e ha ovviamente imposto un obbligo di sobrietà. Mettiamola così, quindi non si potevano usare determinate repliche di armi da software, divise militari o quello che sia. Allora, vediamo qua cosa possiamo trovare. Ah, bene. E adesso abbiamo un pianetucolo con dell'arsenico. Allora io direi, mi atterro qua. Andiamo a completare la missione di oggi atterrando su questo pianetucolo, quindi ok, il film di oggi tra un po' finirà e dopo insomma andrò a farmi un attimo un giretto sopra così a random, senza lo stream live, anche perché vi sarete anche un po' rotti le balle di sentirmi dire boiate da... cos'è? Urca boia, 1 ora e 12, mamma mia. Mamma mia, ne abbiamo passato di tempo oggi in giro qua per lo spazio, eh? Però dai, oggi ce la siamo passata, dai. Sì, 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 sì. Sì, 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 sì. Allora, come sempre, allora magari puntiamoci un po' fuori perché volevo fare... cos'è quel capezzolo là sopra? Oh, io punterei là. Ho da fare una cosa però prima. Andiamo a prendere la surface map di questo sasso. Ok, vediamo cosa c'è. Eccolo qua il capezzolo di cui parlavamo. Crateri, crateri. Un polo con... boh. Questi qua io li chiamo
i crateri a pomodoro, perché sembra proprio il buco di un pomodoro, il buzzo di un pomodoro. Qua non so, vedo boh, non si capisce molto, dovrei svolazzarci sopra per capire cosa sono quelle macchie. Vabbè, andiamo ad atterrare su questo capezzolone qua, visto che così, visto che dopo mia amorosa mi dà sempre del porco, allora fasemo, fasemo, fasemo che chiediamo ragione, dai. Bom 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 bom, dai, capezzolo, arrivo! Vabbè. Mm. Ma io direi che ci potremmo atterrare proprio in mezzo. No, che dite? Sì, sono cose che ci piacciono e quindi facciamole fatte per bene. Acceleriamo, sì, come velocità. Un attimo che non andiamo ad esagerare un attimo. Ho avuto una texture che ha sbarellato nello sfondo. Ogni tanto succede, ribadisco, povero PC. Questo coso è enorme, non pensate che sia piccolo, quindi miriamo al centro e andiamo a vedere. Sì, poi ovviamente anche qui texture, i famosi pianeti generati proceduralmente, sì, fino a un certo punto anche qua. E tutta la generazione spesso e volentieri rispecchia dei pattern prestabiliti, quindi ovviamente è capibile per ovviamente no, palesi palesi necessità di calcolo. Però ci sono proprio dei pattern predefiniti che decidono come devono essere fatti alcuni crateri, alcune cose. Là. Dopo c'è un sistema ovviamente che mescola tutto assieme, genera la texture del pianeta, la assegna e il primo che la assegna poi quella texture viene riutilizzata per tutti i successivi visualizzazioni. Almeno questa è una mia personale supposizione da come ho visto comportarsi il gioco. Quindi un po' di reverse engineering su... Beh, dai, facciamo i fighi. Reverse algorithmical reverse engineering, yeah, what's a gonna, yeah. Mamma mia, mi è venuta proprio la R alla Federica Pellegrini, nostra compaesana che insomma abbastanza famosa per i suoi, insomma, diciamo, per i suoi successi olimpici e via. Persona che ho avuto anche il piacere di conoscere all'epoca, tanto tempo fa, beh, insomma, diciamo, conoscere di vista, perché insomma lavoravo in pizzeria e veniva là a mangiare, quindi bulleggiamoci di questa cosa. Bulleggiamoci di questa cosa. Comunque, la nostra fede nazionale, che ormai si diverte a nuotare in giro per il mondo, e noi invece ce la svolazziamo in giro per i pianeti. Eccoci qua, facciamo una bella panoramica della superficie dove siamo arrivati. Dai, ce la farò un giorno ad avere il sistema multi-triplo monitor. Sto già facendo i conti per imbastirlo su, per farmi su. Sistema fattibile e... Oh, ecco qua, proprio questo volevo arrivare ad ottenere. Eccoci qua. Ma che bello è! Nebulosa e galassia sullo sfondo. Andiamo a parcheggiare. Niente, dicevo, notavo anche qui, insomma, una cosa che mi ha fatto un po' dire parole, mettiamola così. Che mi ha fatto proprio girare i coglioni. Praticamente una staffa a 3 monitor costa più di un monitor Full HD, sappiatelo. Quindi molto probabilmente me la costruirò e se riuscirò a costruirla anche decentemente, poi magari vi metterò il video della costruzione, così se vi dovesse servire, vedrete anche voi come potervi costruire una staffa multimonitor. Insomma, un altro bel progetto, ovviamente mi servirà del tempo per poterlo fare e non lo so.
insomma dai, lo teniamo buono come progetto per il futuro. Adesso, eccoci qua, perfetto, pianeta parcheggio l'abbiamo trovato, siamo atterrati su, dove siamo atterrati? Su CQYD212, di 21-2, ok, sistema e nome del pianeta, nel settore dell'uomo che corre. La missione esplorativa della nebulosa di Running Man si ferma e andiamo un attimo in pausa per il momento. Continueremo nel prossimo episodio, ovviamente andremo a esplorare qualche altro sistema e sì, vediamo un attimo cosa troveremo in giro e dopo ovviamente procederemo verso la tappa finale perché la prossima nebulosa sarà Barnard Loop, obiettivo del nostro viaggio, diciamo. Poi ci saranno due obiettivi secondari che saranno la nebulosa, quella dietro Barnard Loop, che è quella della testa di cavallo, insomma, dopo vedremo. E lì è la nebulosa di California, quindi quelli sono i obiettivi secondari sulla via del ritorno. E quindi giusto un attimo per vedere un attimo quanti stream verranno ancora dedicati a questa missione, quindi assolutamente un altro per l'esplorazione di qualche altro sistema dentro questa nebulosa e dopo destinazione finale, Barnard Loop. Quindi Barnard Loop può essere che dedicherò un altro paio di stream, perché essendo ovviamente la nostra destinazione finale lì ci saranno parecchi sistemi da visitare, vedere, insomma dopo vedremo cosa troveremo quando arriveremo lì. Per il resto siamo arrivati alla fine di questo episodio, ringrazio tutti i nostri telespettatori, quindi chi ci ha seguito per la trasmissione, un ringraziamento speciale a Red che ci ha aiutato anche a tenere traccia dei parametri di alcuni parametri di missione, nonché ci ha dato anche delle belle idee, quindi grazie Red per aver partecipato. Un saluto speciale anche a One Last Play che ci segue anche lui spesso in canale e quindi spero di rivederlo presto, e anche ovviamente a tutti gli altri che poi ci hanno seguito. Come dicevo, se volete partecipare alle missioni e siamo qui, quindi quando siamo in streaming partecipate pure, suggerite e potete anche, cioè, ovviamente poi vedremo anche di rendere un po' più interattivi tutti i vari stream. Ovviamente ricordo che è un canale relativamente giovane, quindi insomma abbiamo molte cose da fare e tanto da migliorare anche io personalmente come voce narrante, quindi il Veneto Cosmico par stasera se ferma qua, se tardi e se vuole andare in letto a fare un fiade riposo, domani giornatona, quindi direi ciao a tutti, grazie ancora e alla prossima. Comandante Virus 101, Transmission out.